combinazione, giusto stasera. Don Gaeta ha detto che ci mangiato un rito e saponetto. Pigliatelo tu stesso, non mi fa perdere tempo. Tanto lui solo. Già, dall'indigiuno mio, uno sta malato e due stanno a fare in casa. E come faccio? Giusto stasera che giovedì carnevale e la gente per società e di tutto. Aggiornati, tu caricano zanzare e in modo due straordinari. Ma più mesi che mi mandato e fino a mo' non si vede ancora nessuno. E ci mandate a chiamare un bicchiere una bettina, che chissà che bene qualcuno, poi si è mostrato l'abbia della maschera e manca si è vista ancora. Sto solo come un cane. Ma la spara come vanno? E come ne bettina. Una volta si poteva fare che, ma mo no, i pozzi non annanzi, che non paga persona. Voi non provate persona? No, frate, ma quando si afficcare sul primo piano, vedendo che è troppo rossa, la trattoria sua, ma ci ha detto sì due camarello, e se no come faceria. Ho capito. A proposito, Don Gaetano, dicitemi una cosa. Chi è che la figliola che ogni mattino si affaccia più con lo stelo? Buio? È una figliuola che da poco è venuta da Roma, si chiama Donna Cecilia e ha nipote di una certa donna annunziata. Queste case un palazzo fisso. E sì, anzi io faccio un solo Luigi e se uno perché fa molto un giovinotto e mo bene appunto sempre a me. È buio, l'ha conosciuto? Già, sono parrucchiere la signora. E chi? E la apparteneva a loro? Già, ho rispondo monastico, ogni mattina, ma viene a fare certi genuto. Gaetano! E io che non potevo mancare. Comandate! Mia zia, è ancora ostinato di farmi sposare quel tale. Io non ho il coraggio di dirle che amo un altro. Come devo fare? Ma signorina mia, io cosa posso fare? Io vi dico la verità. Vorrei morire! E comunità mia che pulita! Don Gaetano, vorrei essere fatta un favore da voi. Stasera, Alberto, verrà nella trattoria di vostro fratello. Fatemi il piacere di dargli questa lettera. Ma signorina mia, io non lo conosco! Si chiama Alberto Cicirello e poi lui stesso verrà a domandarvela. E va bene, mi servo. Avete detto Alberto? Cicirello, non vi dimenticate. Scusate tanto del disturbo che volete, io non so se che si dà. Vi raccomando, vi lascio perché mi altrimenti le doccio. Arrivederci. Ma voi venite a Questa è una cosa proprio curiosa. Qui sei. Facci pazienza. Piglia della questa lettera e quando vengo sul giovanotto, c'arai, ti posso giacchetta. Va bene, lo servo io. Com'è tutto, Alberto? Cicinello. Va bene. Eccomi qua, permettete. E nessuno si vede ancora. Frasa, Torino, frasa. Ma tu che cambia? Tu ce l'hai buona, ma io mi metto paura con la scuola. Tu si sapesse che discorso ha fatto stamattina. Hai messo non può essere nullata. Che se se ne dona qualche cosa, me ne caccio. E capisci? Tu la riga, che roba di sciotta cada l'acqua, caccio di là. Sei pare scarpa, caccio pulizzato e casco la mano ogni giorno. Avesse aperto tutte cose. Tanto zitto e non avevo paura, che io accoggio tutte cose. Aritto, mettetelo sopra il pedino, perché avevi sbagliato la peste e palla. Io, chi sta da me? A chi sta facendo questo? Ma dove è scritto? Che la fa allargare? Comunque, che stai a trattoria? La si prima, e prima si è venuto. Sì, ma mi ha!
facendo il visto per tutti e trattori. E si va a scala le campanicce a me, a rapire una mozza. A tutti i giorni, lo tengono un modello per i mariti. A chi se ne mette a cagare? Ma coccrucia, lo voglio accucciare io. Non è venuto ancora. Ehi, tu no, ma chi sta facendo piacere? Aspetta, chissà, bene, Faustino, le dici, che sono tutti attaccati, pare quando, e poi vengo. E mo me lascio su a me. E che fa? È appena mezz'ora, io vengo subito. E fa presto, se no io me ne vado. Invece che da finire, subito vengo. E poi che ci faccio qua? Tutta che manca la lingua. Basta. Alla fine mezz'ora ci aspettavo. Mo mi riposo un po'. Che comanda il signore? Ah, io? Niente. Sono venuto qua per mi riposare un po'. Volete mangiare? No. Volete bere? No. Non tengo né sete e né appetito. E né denaro. Sono innamorato di donna Cecilia. Scusate la dire, io sono innamorato di donna Cecilia. Donna Cecilia? Sì, signore, io sono l'innamorato di donna Cecilia. Voi siete don Alberto Cicirello. Don Alberto Cicirello? Sì, signore, io sono Don Alberto. Allora sento, questo è una lettera. Me la manda la signorina donna Cecilia. Ah, grazie tanto. Ma un po' di regalo. Vi ringrazio. Che la poverella ha detto che va morire. E perché? Comodo che? Per causa vostra. Ah, per causa mia. Ah, ma poi se ne parla. Eccomi qua, permettete. Ma trova chi sono? Sto Don Alberto e sta donna Cecilia. Un marito come me per rubare la cava. Ma trova sta lettera che dice. Mo la lava. Mio unico bene, mia zia vorrebbe assolutamente farmi sposare un altro, ma io non lo farò giammai, o sarò tua o della morte. Non potrò mai dimenticarmi di quelle belle serate passate al Colosseo, quando tu giuravi di essere mia e io di essere tua. Stasera vieni alla festa. Cerca di parlare con mia zia, anzi, ci parleremo insieme, la pregheremo, la commuoveremo e se sarà dura, fuggiremo. Ama la tua Cecilia. Scusa! Hai voluto accicare a qua? Ma mi sta guidando sta lettera? Quanto bella vista! Poi chi sei? Io sono un signore. Aspetta da qualche duro. Sì, signore, aspetto un amico mio. Ah, un amico vostro. Va bene. A vedere Come andate? la bottiglia di rum alla bottiglia di cognac. Subito. Accomodatevi. Accomodatevi. Io non ubriaco. Vale, È sicuro. E che li facciamo se non sono ubriaco non lo faccio. Eccomi servito. Queste due bottiglie quanto costano? 12 lire. Favorite. Vi ringrazio. Scurate. Versate. E bevete.
pagò, si pagò. Ecco, vai non c'è bene, se no. Non dobbiamo tutte cose. Ma voi mi nominate? Qui mi hanno rubato un corpo. E come lo porta a me? Ma da me. Quindi, dovete sapere che facevo lavoro con una ballerina, una certa Faustina. Non va combinato. Io sto mi lavoro a portare a cena con me. Che ha trovato la scusa che dovevo andare alla zia Mala. Per mezzo della cameriera ho appurato che non è vero. E che invece alla festa da ballo con un giovanotto. Io non so già ballare. La stessa cameriera, mediante 20 lire che le ho dato, ma attenti che l'appuntamento con quel giovanotto l'ha fatto in questa trattoria. Figurate, sono venuto subito qua, e anche 2 volte. Appena vengo, va, e faccio vedere tutta tu. Mamma andare qua, cammano porta, che secondo me tu, cazzo via, non me ne metto, la giacizia è morto, che sta quella mia partita così, vogliate prendere la bella, a cui si prende tanta malamento, e l'intervento non parlare con te, che mi giuro, e non c'è niente. Non l'avevo fatto, i calciato, e in tutto il mondo. Ma un cagante non si può salvare. La vita della moda non diceva, perché non fai, perché mi metti più veloce? Siamo veloci che passo, ma che sì, che fai, non mi no, non si più. E mettete! Sì, ho che fare! Non posso, perché non faremo pure! Senti già una cosa, non si ne posso già voluto. Se si ride, Questo non può essere! e aspettate. Come grida? Permettete. Me lo voglio fuori, se no, caso non ci siamo morire! Comprenda, donna Edoardo, donna Giulietta, e come faccio? Che non mi trovo nel capo? Ma vado a scuola nel capo. State, Giulia. Papà assassina, dove sta? Stanno ridendo tutte e due. Aspetta, loro, non puoi fare. Coppa la trattoria che sto. Chissà che donna uccide sarà venuta. La voglio cacciare, non sia poco, voglio cacciare. Vedete, a che deve stare soggetta la povera figliolo quando si marita. L'aveva sapere, l'aveva. Ma poverina, se non la faccio venuta stasera. Sangue e pacca, quindi non ci stanno. E dove stanno? E che saccia, io vado prima, dai ci visti con l'occhio io, sai. Aspetta, loro, non voglio vedere che sta davanti. Sono scinte, non è che ti fanno guardaposto. Mamma mia, il mamma! E come faccio? Volete che l'ubriglione trova lì, che sa che vuoi una mezza? Intanto, facciamo le canne che già fa. Sia la cameriera, ma trova qua. Certamente, ma vedi con un mariuolo. Potesse trovare una finestra corta. Non mi cagò a faccia. Eppure si vede nessuno, sono morto tutto quanto. Ecco papà, raga, tu non me l'hai fermato. Ma ci sta detto con Giuseppe, so, che sta malato con cause non mancate, il quale stasera è venuto a trovarlo.
Avete lasciato un pochino. Tanto non aiuto quando se ne dico questo. Che ha detto che sai scusa? Che staccio, ha voluto una negativa. A me mi fanno 1 milione, la verità. Ma lasciate presto. Riesco che tenevo un malato per morire. Già. Guarda, mi ha detto che sono stato 10 minuti proprio. Pochi li più sceso. Chi sta in marito, no? Hanno passato felicità e issa va guardata più. Certo che non avrà. Io ci ho fatto una bella pensata. In questo salone si affittano abiti da maschera. Ma mi affittano un stile. Così non mi può conoscere. E io, peccato va. Scusate, favoritemi un abito da maschera. Subito, che costume vi piace? Forse posso correre nelle occasioni. E datemi un paio di centro. Subito, vi faccio vedere il meglio che tengo. Accomodate. Grazie. Vieni, Peppe, vieni. Ci sta nessuno, ancora da me. L'appuntamento l'avesse fatto in due palazzi da Torino. Non la va a mettere a basso. E felice la tua. Vorrei che Villa se ne chiude. Ma quel pacco d'atto, o fra la cucina e mogliere. E ma come faccio? Ma va che tu saluto. Saglia, Malu, si fa arrivata. Don Pasquale. E non ci stanno! Ma dove anche sono chiuso? Chi è questo? Grazie, ma pettinano poco e poi ce ne hanno. Assetta, vedi? Chi è te più che sta solo? Stessa fasciola! Buonasera, Don Gaetano non ci sta, è uscito. Uè, chi se fosse avuto? Oh, Don Pasquale carissimo, voi state qua? Sì, Don Gaetano, sono venuto a pettinarmi un poco. Stasera devo andare alla festa da ballo di Donna Annunziata Caramella, ma per l'appunto stavo rimandando a quest'uomo qua. Dove la va? Ma non mi ha saputo dire niente. Voi chi siete? Siete muto? Aspettate! Qua avreste mandato cantato! Veneva di lui, non importa. Pettinate al Signore! Questa è la vostra figliola. Sì signore, Mariuccia. Una bella giovane. Grazie, grazie. Signori, curioso qua. Lo giro a Bolivia. Giovani, è piano, è piano. Non hai potuto trovare qualcosa per voi? Sono fatta notte a basso palazzo, mamma mia, come faccio? Non vuoi perché? Sì, ma mo me ne vado, che tra poco si mi è sparato tutto quanto. Oh, non avevo paura. Aspettate qua, mamma cambio butta. Vediamo se vede qualcuno. Padrone, un domino presto. Subito, favorite. Che vedi Faustina? Giovani, è piano, è piano. Tanto era proprio il corpo, siamo morti, mamma furia. Che bello, cosa guarda la lavata. Ai mo, ma nasconde la lavata qua. Non sta manca fascio palazzo! Che te chiude sta sola? Posso da giudicare?
E da che sta faccia? È passata pannanzi un vogliaccio, scappavo come che essa è essere, volete se non la boccio. Giovino, e voi non sapete fare niente, voi mi avete rovinato. Mannaggia, Yamuncene, Mario, Yamuncene, salutatemi a Tochetana, chi non va sta parato. Buonasera. Uè, quando sono brutto chi sta? Yamuncene, Mario. Che stato? Chi sta voi? Lì? Non tengo più sangue buona! Ma perché? Che stato? Dai, dottore, sta onnambulando a Faustina, un po' di bomba romana! Non capisci? Ma ci fa questo? Prima si sarà giunto! Ma così sto buono. Che penso gente? Qui, Faustino. Io sto qua, e amici. Fui! E poi chi siete? Come? Chi sono? Ma adesso mi hanno cantato. Questo non l'hanno giorno. Sì, signore! E non ho visto della lingua. Ho venuto a zanzara! E chi l'ha da questo? Ha detto che non viene! È andato a fare un servizio! Aspettate, non vi muovete qua. Niente, non c'è sta. Lasciate sempre a casa. Io sto in mezzino. Sangue fatto, s'ha fino allo spazio. Io devo perdere e fare una patronata a Sateccia. Subito! E quando? Ma capito? La mano faccia. Questa è la barba finta. Un minuto fino a uno. O da qualche minuto. Non sono Mario!